Facendo la premessa che ci siamo ritrovati a Roma 2 settimane fa, il 5 e il 6, in un'assemblea nazionale che ha visto riuniti tutti i rappresentanti degli studenti medi da tutta Italia, di differenti organizzazioni, collettivi scolastici, eccetera, per stilare una piattaforma che avesse delle rivendicazioni precise che vertono principalmente su 4 punti che sono il PNRR, il PCTO, la repressione e la maturità. Gli studenti delle superiori scendono in piazza a Mestre con una mobilitazione nazionale, portando avanti una rivendicazione sulle lacune accumulate e i disagi che non permettono loro di essere pronti ad affrontare la maturità, ma specialmente tornano a protestare contro il modello alternanza scuola-lavoro. Chiediamo che ci sia un investimento maggiore all'interno di quella che è la formazione degli studenti dal punto di vista prettamente scolastico e non che i fondi vengano deviati all'interno dell'aziendalizzazione, degli ITS, degli istituti TED e soprattutto che non vengano deviati all'interno di quella che è l'alternanza scuola-lavoro che in meno di 3 settimane ha visto già 2 ragazzi morti. Oltre un centinaio di ragazzi hanno sfilato in centro a Mestre, partiti alle 9 del mattino da Piazzale Cialdini, hanno raggiunto successivamente l'ufficio scolastico regionale, portando in mano un lungo striscione riportante i nomi di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenocci, i giovani morti proprio durante l'alternanza scuola-lavoro. Chiediamo che ci sia un maggiore ascolto da parte di quelli che sono le organizzazioni che si occupano di noi studenti, il Ministero in primo luogo, per venire incontro a quelle che sono le richieste materiali degli studenti che si trovano in condizioni veramente pessime all'interno degli istituti stessi. Richieste precise e chiare fatte al ministro Bianchi dagli studenti ancora alle prese con la lotteria dei contagi e l'incubo della DAD. Chiediamo che ci sia ascolto, dialogo tra le due parti e che da parte nostra ci sia la comprensione che ci aspettiamo da parte del Ministero e che invece al momento si riversa solo nelle manganellate in testa agli altri studenti.